Io sono innamorato di questo posto. Ciao a tutti, buongiorno dal lago Lerno. Notte molto tranquilla qui sulle sponde del lago. Lago abbastanza asciutto purtroppo. C'è tanta desolazione in questo luogo, però io trovo che abbia il suo fascino. Notte molto ventosa. Ora ci stiamo preparando. Andiamo a riempire un po' di acqua qui al paese a Pattada e dopodiché poi ci dirigiamo verso le montagne, più o meno lassù, sperando di non trovare troppa nebbia. Ci sono le nuvole piuttosto basse, si vede anche lassù. Di un panificio. I spend my days in despair, for in my mind you're still there. When nights turn cold, how will I live without you? How will Appena iniziata la strada per la salita verso Monte Lerno, sterratino di circa 5,5 km. Le condizioni della strada dovrebbero essere buone, credo, lo scopriremo presto. Ci sono un po' di nuvole su. È probabile che ci sarà un po' di nebbia. Molto bella la vegetazione di questi posti, mi piacciono molto gli alberi che ci sono. Poi ci sono dei colori molto molto belli. Sei pronto a fare foto? Sì, se trovo i soggetti che si prestano. Sarebbe bello trovare qualche rapaccino. Anche i passeri sono interessanti. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di seguire il profilo Instagram di Claudia, dedicato a foto wildlife, insomma foto naturalistiche, tutto ciò che ha a che fare con la natura. Troverete un po' di foto macro, di farfalle, insetti di vario tipo. Poi sto ultimamente cercando di migliorare le mie foto per quanto riguarda la fauna selvatica, di grande taglia, uccelli, rapaci, oppure anche mammiferi, cervi. Tra l'altro qui sul Monte Lerno fa tappa anche il mondiale Rally VRC, deve essere molto figo venire a vederlo. Non ho mai avuto occasione, però mi piacerebbe davvero tanto. Ecco, proprio questo qua dovrebbe essere un passaggio del rally. Ora facciamo un po' di rally con Johnny anche.
Cioè il salto sarebbe proprio questo. Chissà dove atterrano, sicuramente atterrano laggiù. Certo che assistere al salto qui minchia deve essere veramente impressionante. Sono veramente curioso di sapere dove atterrano. Cioè sicuramente faranno un bel volo. Che bomba. Cioè poi qua è super accentuato il dosso. Cioè proprio una rampa sembra. Che figata. Abbiamo trovato super spot. Minchia, qua siamo sui Pirenei, altro che siamo tornati ai Pirenei. Questa era l'Andorra. Minchia, che bomba! Bello, cazzo. Mi sembra proprio stavo vicino a Sì, 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 sì. Wow. Allora, la situazione è questa, ovvero abbiamo trovato un posto fichissimo, veramente bello. In Sardegna un posto così particolare non l'avevo ancora trovato. C'è il lago con questi pini così, minchia, boschi bellissimi. Tra l'altro qua dentro c'è anche un'area picnic con tavoli, punti per fare il fuoco. Bello, cazzo. Cioè non oso immaginare qui col sole, deve essere una cosa stratosferica. E qui c'è un'area picnic molto carina. Paesaggio molto spettrale con la nebbia che è appena scesa. Vabbè, io sono innamorato
di questo posto. È veramente fighissimo, è da un po' che desideravo di esplorare questa zona. Tra l'altro spottini che non esistono su Parfonete da nessuna parte, semplicemente pura ricerca su Google Maps, cioè si è rivelata una bomba, quindi sono super contento. Direi forse in Sardegna, per quanto mi riguarda, per i miei gusti, è uno di quegli spot da top 5 proprio senza pensarci troppo. Allora vado a vedere se trovo un po' di legna, perché stasera mi sa che potrebbe scapparci un bel fuocherello fronte al lago. Ok, legna fatta, addirittura divisa anche per categoria. Tra l'altro legna molto secca, speriamo che ci basti, che sia sufficiente per fare un bel fuocherello stasera. Nel frattempo sono arrivati dei ragazzi che sono accampati lì nell'area picnic qua vicino. Non per male, però spero che se ne vadano perché stasera, che non rimangono qua fino a tardi, perché boh, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Mi sembrano quel tipo di persone che frequentano un poco la montagna. Sarà il fatto che appena arrivati non ci hanno neanche guardato in faccia, non hanno neanche salutato, cioè sono proprio le basi. Poi hanno iniziato a mettere musica, a fare casino, a urla, insomma. Hanno visto che noi stavamo raccogliendo legna, quindi potevamo teoricamente essere noi quelli che stavano usando, che volevano usare il braciere prima di loro, e invece loro non ce l'hanno manco chiesto. Sì, infatti non hanno neanche chiesto, ma non è che l'avete, magari dovete usarlo voi, oppure sì, ci volete come compagnia. Cioè non hanno proprio minimamente interagito nonostante l'abbiano visto. Cioè da quel punto di vista non ci avrebbe dato fastidio, No, infatti, anzi avrebbe fatto anche piacere. Anche. Però quando la gente arriva così, fa irruzione, inizia a fare casino, neanche ti guarda in faccia, cioè io stavo cercando magari il modo per salutare, così. Sì, per trovare il primo contatto. Sì, però zero, neanche ti guardano in faccia. Bene, tornati al campo base. Intanto i ragazzi che c'erano prima ancora non sono andati via, stanno facendo un casino della Madonna. Speriamo che se ne vadano via presto. Ora tisanina e relax.